giunge a Cividale l'eccellentissimo patriarca Marquardo Forlande. Dopo la celebrazione della Messa dello Spadone in Duomo, i cividalesi si sono spostati nella piazza per assistere alla rievocazione storica dell'arrivo in città del patriarca Marquardo nel 1366. Ho salutato il patriarca come abbiamo salutato tutti quanti noi e c'è veramente tanta gente ed è anche suggestiva questa presentazione dell'ingresso di Marquardo in Cividale perché quest'anno ha, come anche l'anno scorso, qualche parte di novità. È un appuntamento storico insieme al Palio di San Donato che qui in città si respira e i cittadini sentono proprio come un momento loro, ma perché in realtà veramente ripercorre quella che è la storia della nostra cittadina con l'ingresso del patriarca Marquardo qui in città a Cividale. Oltre 300 figuranti hanno contribuito a ripetere il rito che ricorda i fatti avvenuti 659 anni fa. Questa città vive immersa nella storia e queste rievocazioni servono anche per dare contezza di quanto la storia abbia inciso in termini di importanza per questa città. Tra gli spettatori anche il giornalista Tommaso Cerno, direttore del Tempo, che ha approfittato delle festività per tornare nel suo Friuli. Il rito fa pensare che anche noi abbiamo una storia, ripetiamo sempre che siamo l'Europa che ha fatto la storia e poi ce lo dimentichiamo di fronte alle sfide del presente. Oggi ricostruire una comunità intorno alla tradizione significa conoscersi meglio, distinguere le opportunità dai pericoli, che è la vera sfida di questo millennio che è cominciato con un grande caos come vediamo tutti i giorni.